Si è svolta ieri sera al Tempio di Giunone la rappresentazione classica Ovidio, il poeta relegato Metamorfosi dell'esilio, a cura di Daniele Salvo, che ha visto come protagonisti due monumenti del Teatro Nazionale come Paola Gassman e Ugo Pagliai. Quindi i due attori Daniele Salvo e l'agrigentina Barbara Capucci. Nonostante la serata freddosa e ventosa, la rappresentazione è andata in scena regolarmente con un pubblico attento che ha seguito le scene. Lo spettacolo di ieri sera chiuderà gli eventi della Valle al Tempio di Giunone. Spoglia! Non credere che il fatto di avere come suocero Eolo ti garantisca l'incolumità. Non appena i venti liberati diventano padroni del mare, possono fare di tutto. Anche lui ne è sottomesso e non c'è terra, non esiste più cielo e acqua e tempesta ovunque. Portami con te. Se soffrirai, almeno soffriremo insieme. Insieme sopporteremo il destino. Insieme correremo sul mare. Di fronte a tali parole Cece si commuove, ma l'ama e non vuole esporla ad un rischio, come non vuole neppure rinunciare a quel viaggio necessario. Allora le parla a lungo, cerca di consolare il suo animo assediato dalla paura, ma non la convince. Altre parole occorre che aggiunga. Ogni attesa è troppo lunga per chi si ama. Infinito è ogni istante che ci tiene lontani. Ma io ti giuro, per i fuochi di mio padre, che se il destino mi concederà di tornare, tornerò prima che la luna compia 2 giri completi. Quelle parole, cariche di promessa, le infondono speranza. Che si metta in mare una nave, dunque, la si armi con tutto ciò che serve. Ma alla vista di quella nave, Alcione inorridisce, come presaga del futuro. Piange, abbraccia il marito, infelice, con un filo di voce, gli dice addio. Poi il corpo le cede, sviene a terra, alza gli occhi umidi e scorge Cece in piedi sulla poppa. Lui la saluta, agita la mano verso di lei. E lei a sua volta risponde con cenni leggeri. Vede il marito farsi sempre più lontano e quando gli occhi non distinguono più i tratti del corpo, finché riesce, insegue con lo sguardo la nave che fugge e poi segue la vela che si agita sulla cima dell'albero, finché non vede più nulla e si getta sul letto. Quel letto, quella stanza rinnovano le lacrime e le ricordano che è solo